Ministero della Salute ha inviato gli ispettori all'Annunziata di Cosenza a seguito della morte della giovane partoriente avvenuta il 20 agosto scorso. Amministrazioni provinciali e dirigenti scolastici al lavoro per preparare l'avvio dell'anno scolastico tra 1000 problemi da risolvere. 2 turiste provenienti dalla Lombardia risultate positivi al Covid hanno partecipato ad una grigliata a Grisolia. Crotone premia il coraggio di Renato Cortese, poliziotto in prima linea nella lotta alle mafie, arrestato Brusca e Provenzano. Pietrafitta, la prima notte bianca della preghiera, tutto pronto per il primo Christian Music Fest. Buonasera da Anna Franchino e ben ritrovati a questa nuova edizione in diretta del nostro telegiornale. Lo avete visto dai titoli: dopo l'iscrizione nel registro degli indagati di 11 persone fra medici e infermieri in servizio proprio nel reparto di ostetricia e neonatologia dell'ospedale civile dell'Annunziata di Cosenza, proprio per la morte di Mariangela Simona Colonnese, la donna di 35 anni incinta al 6° mese di gravidanza avvenuta il 20 agosto scorso. Il ministro della Sanità Speranza ha inviato oggi proprio nell'ospedale cosentino gli ispettori. Sono arrivati oggi all'ospedale dell'Annunziata di Cosenza gli ispettori inviati dal ministro della Salute Roberto Speranza a seguito della morte di Mariangela, la donna di 34 anni che è deceduta la sera del 20 agosto. Cercheranno di chiarire la vicenda che ha riguardato la giovane e che appare molto intricata. Nell'immediatezza del fatto la Procura di Cosenza ha aperto un'inchiesta e ci sono 11 persone iscritte nel registro degli indagati. Si tratta di medici e infermieri che erano in servizio nel reparto di ginecologia dell'ospedale al momento del fatto. Anche l'azienda ospedaliera ha avviato delle indagini interne per chiarire se vi siano state delle colpe da parte del personale sanitario. È stato il marito, dopo la morte della donna, a denunciare il fatto come un caso di mala sanità. La donna, che era incinta di 6 mesi, si era presentata al pronto soccorso lamentando alcuni dolori addominali, vomito e dissenteria. Dopo le visite di routine era stata però dimessa. Neanche il tracciato effettuato in quella prima occasione avrebbe evidenziato anomalie nel battito cardiaco del piccolo che portava in grembo, ma la donna continuava ad accusare dei dolori, per cui insieme al marito è poi tornata all'ospedale dell'Annunziata. Questa volta, dopo la prima visita, è stata ricoverata e il suo quadro clinico si sarebbe subito complicato, fino ad arrivare alla morte improvvisa. Nella giornata di domani sarà affidato l'incarico ai periti per l'autopsia sulla salma. Intanto è partito oggi il lavoro degli ispettori ministeriali che spulciano tra i documenti della cartella medica e vagliano le diverse dichiarazioni dei medici e degli infermieri che hanno seguito il caso. E lasciamo per il momento la cronaca. Proseguono i lavori negli istituti scolastici che dovranno essere pronti per il prossimo 24 di settembre, giorno in cui in Calabria riapriranno le scuole. Le scuole in Calabria si sa riapriranno il prossimo 24 settembre, bisognerà tuttavia adeguare gli istituti scolastici per garantire la necessaria sicurezza per docenti e alunni e scongiurare eventuali rischi di contagio. In questi giorni si lavora proprio per adeguare gli istituti scolastici, ci sono i fondi stanziati dal Ministero, ma sul territorio provinciale qual è al momento la situazione? Gli istituti interessati, cioè di competenza della provincia, sono 120 in tutta la provincia, quindi sono tanti. Quelli interessati a, diciamo così, interventi anti-Covid, di adeguamento per la situazione del Covid, sono 36. Noi, come voi sapete bene, noi abbiamo iniziato questo lavoro già da qualche mese e l'abbiamo iniziato con un rapporto strettissimo con i dirigenti scolastici. Abbiamo fatto 2 conferenze di servizio, abbiamo messo a disposizione dei dirigenti i tecnici della provincia che hanno fatto i sopralluoghi, abbiamo fatto gli affidamenti, noi abbiamo investito tutte le somme che ci ha trasferito il Ministero, che sono 1.650.000 euro, in più abbiamo messo un altro 1 milione di euro come provincia per fare poi gli interventi sugli altri istituti di manutenzione, quindi ecco.
I lavori sono in corso, l'abbiamo affidati e noi siamo ottimisti che prima dell'inizio dell'anno scolastico questi lavori termineranno e quindi consentiremo sicuramente, con le difficoltà oggettive che ci sono complessivamente, di dare degli istituti che consentono le lezioni in presenza dei ragazzi. Noi continuiamo ad essere a disposizione perché siamo convinti che si può uscire, si può vincere la battaglia solo concertando e mobilitando tutte le forze che sono gli attori della scuola, che sono i presidi, i dirigenti scolastici, sono i docenti, il personale e i genitori. Se tutti abbiamo la consapevolezza e la capacità di remare tutti verso lo stesso obiettivo, io credo che noi avremo l'inizio dell'anno scolastico nella normalità, ecco. A proposito di Covid, facciamo il punto proprio sui contagi nella nostra regione. Gli ultimi in ordine di tempo sono di un cittadino senegalese proveniente dallo Ionio, sempre in provincia di Cosenza, ricoverato all'Annunziata, e 2 turiste lombarde che sono risultate positive a Grisolia sul Tirreno Cosentino dopo una grigliata. Ma vediamo proprio qual è la situazione. Un cittadino straniero di origini bengalesi è stato ricoverato questa mattina all'ospedale dell'Annunziata di Cosenza nel reparto di malattie infettive perché dopo essere risultato positivo al Covid le sue condizioni si sono aggravate. L'uomo proviene dallo Ionio Cosentino ed in particolare da Corigliano Rossano e il gruppo di 5 persone con cui è entrato in contatto è stato posto in isolamento in attesa di effettuare i test per accertare eventuali positività. Intanto a Cosenza proseguono i test all'indomani della positività del dipendente del ristorante Sushi che si trova in quarantena. Sempre in provincia di Cosenza prosegue il lavoro incessante della task force dell'ASP che ha posto in quarantena 2 giovani turiste provenienti dalla Lombardia che villeggiano a Grisolia sul Tirreno Cosentino, risultate positive al coronavirus. I tamponi effettuati dopo una grigliata avvenuta nei giorni scorsi. Per le persone che sono venute in contatto con le ragazze, una quarantina circa, sono state avviate le indagini epidemiologiche e una serie di tamponi sui ragazzi che hanno partecipato alla serata e ai loro familiari. Al momento una ventina circa sono risultati negativi, mentre gli altri tamponi verranno processati nelle prossime ore. Alla Lamezia intanto si registra un altro caso positivo di un giovane appena rientrato dalla Sardegna, asintomatico e posto in isolamento domiciliare, mentre a Palmi sono circa una 70 le persone poste in isolamento domiciliare per i 2 casi di rientro accertati nei giorni scorsi. Si attendono gli esiti dei tamponi effettuati per sciogliere le riserve e scongiurare un possibile focolaio. Parlavamo proprio dei contagiati, c'è stato un nuovo incremento, sarebbero più 8 rispetto a ieri per quanto riguarda il bollettino regionale. Secondo il bollettino diramato dalla Regione Calabria, ad oggi sono stati effettuati 145.610 tamponi. Le persone risultate positive al coronavirus sono 1.408, 8 in più rispetto a ieri. Quelle negative sono 144.202. Territorialmente i casi positivi sono così distribuiti: a Catanzaro 3 in reparto, 1 in rianimazione, 6 in isolamento domiciliare, 186 guariti e 33 deceduti. A Cosenza 3 in reparto, 29 in isolamento domiciliare, 442 guariti e 34 deceduti. A Reggio Calabria 3 in reparto, 53 in isolamento domiciliare, 280 guariti e 19 deceduti. A Crotone 1 in reparto, 5 in isolamento domiciliare, 116 guariti e 6 deceduti. A Vibo Valentia 4 in isolamento domiciliare, 82 guariti e 5 deceduti. Altre regioni o stato estero 97. Il totale dei casi di Catanzaro comprende soggetti provenienti da altre strutture e province che nel tempo sono stati dimessi. Nei ricoveri segnalati presso l'ospedale di Catanzaro, 3 sono nel reparto di malattie infettive, 2 provengono dalla provincia di Vibo Valentia, di cui una è ricoverata in malattie infettive successivamente al parto cesareo. 1 proviene da fuori regione, mentre un altro è stato trasferito al reparto di rianimazione dell'AU. I 4 casi rilevati dal laboratorio dell'AU di Catanzaro sono del CARA di Crotone. Nel conteggio si trovano nel setting migranti. Dei 2 casi invece rilevati dall'AU di Cosenza, uno è un soggetto autoctono
e uno è un soggetto residente fuori regione. Dall'ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 4.718. Nel conteggio sono compresi anche 2 pazienti di Bergamo trasferiti a Catanzaro, mentre non sono compresi i numeri del contagio pervenuti dopo la comunicazione dei dati alla Protezione Civile Nazionale. Parliamo adesso di politica perché si entra nel vivo in vista delle amministrative in programma in molti centri della regione per la fine di settembre. A Crotone oggi la presentazione del candidato a sindaco per il centrodestra. Entra nel vivo la campagna elettorale a Crotone, ieri la visita del leader della Lega Matteo Salvini e oggi il candidato del centrodestra allo scranno di primo cittadino Antonio Manica presenta il suo programma raccolto in 8 punti. I principi ispiratori del nostro programma sono normalità, cambiamento e concretezza. Normalità perché a Crotone dopo un decennio di governo della sinistra purtroppo i servizi pubblici essenziali in favore della cittadinanza non sono stati mai garantiti con puntualità ed efficienza, con l'effetto che noi viviamo una situazione di forte degrado, di abbandono socio-economico che ha portato la città a una mancanza di autostima. Non ci può essere un programma da realizzare se non c'è una ottima politica di bilancio, quindi politica di bilancio e trasparenza perché noi chiederemo a voi della carta stampata in modo particolare di essere a nostra disposizione perché noi dovremmo rendicontare periodicamente la cittadinanza di quelle che sono le attività che abbiamo realizzato e di quelle che ci accingiamo a realizzare. 10 le liste che lo supportano in questa tornata elettorale per un progetto ambizioso di rilancio della città. Noi crediamo che per poter affrontare le problematiche di Crotone che sono innumerevoli c'è necessità di personaggi di un certo calibro, di una certa levatura dal punto di vista professionale, quindi persone competenti, amministratori competenti che si dedichino al perseguimento dell'interesse pubblico con professionalità, passione, costante aggiornamento e amore per la propria città. Avvocato molto apprezzato, presta le sue competenze alle politiche del territorio. Il fatto di non essere un politico potrebbe essere detto anche in senso positivo perché questo significa essere liberi da certe logiche, da certe beghe tipiche della politica e quindi assolutamente libero. Adesso ci spostiamo a Siderno dove non si voterà a settembre proprio per le amministrative. Il Ministero ha fissato un turno straordinario proprio per i comuni reduci da commissariamento. Mentre a Reggio Calabria si attende anche con una certa frenesia il prossimo appuntamento elettorale previsto per il 20 e il 21 settembre, lo stesso accade anche in altri centri dell'area metropolitana, a Siderno è un momento di attesa, sì, perché le elezioni amministrative per il rinnovo del Consiglio Comunale del Centro Ionico saranno programmate tra il 15 di ottobre e il 15 di dicembre, effetto della presenza della commissione prefettizia arrivata dopo lo scioglimento per mafia, una presenza che determina un differimento rispetto alla data prevista per le altre competizioni elettorali e quindi Siderno ha 60 giorni in più per discutere e programmare il suo futuro. Al momento sono 3 ufficialmente i candidati a sindaco e sono Antonio Cutugno con una lista civica e forse ce ne saranno altre, l'ex Forza Italia Mimmo Barranca e l'ex assessore regionale in quota PD Maria Teresa Fragomeni. Ovviamente altre ipotesi vengono fatte, ma visto che c'è tempo, coloro che stanno pensando ad un programma di governo cittadino ovviamente vogliono aspettare e definire meglio la loro macchina organizzativa. Certamente per Siderno sarà un appuntamento importante. Si arriva dopo uno scioglimento per mafia, che non è il primo, è il secondo in pochi anni, e questa è una grave situazione che pesa sulla onorabilità della politica cittadina. Ovviamente si tende a guardare avanti, si tende molto a creare un ponte con l'Europa per dare a Siderno una dimensione diversa. Certamente una scommessa molto difficile, ma molti vogliono provare. Una cosa particolare che già viene fuori è che ci saranno parecchie liste e che potrebbero essere anche tanti candidati a sindaco. Questo ovviamente spaccherebbe tutti i fronti. Infatti si profila un centrosinistra spaccato alla pari di un centrodestra. In questo potrebbero trovare buon gioco liste civiche. Vedremo come andrà a finire.
Intanto i cittadini del centro storico di Rende, in provincia di Cosenza, dicono no alla paventata chiusura dell'ufficio sanitario che ospita anche la Guardia Medica, avviata una raccolta di firme. La paventata chiusura dell'ufficio sanitario che si trova nel borgo antico della città del Campagnano preoccupa i cittadini. Per questo l'associazione Aria Nuova ha avviato una raccolta di firme proprio per scongiurare la chiusura dell'ufficio che ospita anche la Guardia Medica. È un servizio necessario e indispensabile per la nostra cittadinanza, per il borgo antico, anche perché un terzo della popolazione, oltre un terzo della popolazione è formato da persone anziane e disabili, per cui la chiusura di un servizio così necessario renderebbe loro la vita veramente difficile. In questo presidio si possono effettuare le analisi, si prenotano visite specialistiche, si somministra il vaccino antinfluenzale. Per questo la chiusura creerebbe enormi disagi per i cittadini. Non si capisce quindi perché si vuole chiudere un servizio così necessario per tutta la cittadinanza del nostro borgo antico, del nostro centro storico. Quindi dobbiamo difendere questo, si può dire, unico servizio che insieme alla posta, l'ufficio postale che è rimasto, non c'è più niente qui a Rende Centro, quindi dobbiamo difendere questi servizi necessari. Quindi la nostra associazione si è fatta promotore scrivendo una lettera al commissario straordinario, la dottoressa Bettelin, al responsabile dottor Zuccarelli e al sindaco di Rende, avvocato Marcello Manna, il quale si è schierato insieme a noi per difendere questo ufficio veramente necessario. A Crotone adesso, dove è stato conferito al questore di Palermo Renato Cortese il premio Aragona, un riconoscimento proprio per l'impegno profuso nella lotta alle mafie. Nello splendido scenario del castello aragonese di Le Castella, la prima edizione del Premio Aragona, ultimo appuntamento della settimana del turismo culturale, riconoscimento conferito a personalità che si sono distinte per impegno civico, sociale, legale e culturale. Tra i premiati anche il questore di Palermo Renato Cortese. Per lui si tratta di un ritorno in Calabria, è infatti originario di Santa Severina. Cortese ha raccontato la sua lunga carriera, gli arresti eccellenti, tra cui quelli di Giovanni Brusco e Bernardo Provenzano, della lotta alla mafia e all''ndrangheta. Sono due realtà diverse, Cosa Nostra e l''ndrangheta. Cosa Nostra si è evoluto sicuramente in un certo modo, le manifestazioni con cui loro si presentano poi sono uguali, perché poi possono avere origini diverse, ma poi alla fine tutti cercano il guadagno e tutti la manifestano con la violenza, per cui le forme di espressione sono quelle. Certo, Cosa Nostra a un certo punto ha dedicato un attacco frontale allo Stato molto brutto, culminate con le stragi del 92, e da lì è stata anche presa consapevolezza molto forte con la volontà politica, ma soprattutto con una consapevolezza civile di dire no e basta alla mafia. L''ndrangheta nel silenzio, nella indifferenza è cresciuta purtroppo a dismisura, però devo dire negli ultimi anni si sta facendo tantissimo per contrastarla, per infrenarla e specialmente in questo territorio, insomma, lo Stato sta dando prova veramente di grande presenza con operazioni importanti. Quello che serve, e non ci stanchiamo di dirlo, che non è un problema che si può affrontare e risolvere con magistratura e forze di polizia. Se non c'è il concorso di tutti, ancora avremmo molto da lavorare. Se ci fosse la consapevolezza di tutti di dire no alle mafie, di prendere le distanze, perché i mafiosi sono riconosciuti da tutti, non c'è bisogno di un'indagine o di una sentenza per individuare il mafioso, ognuno che abita territori del genere sa chi è mafioso, basterebbe anche ogni tanto non stringere delle mani o non prendere dei caffè. E si è dimesso intanto il sindaco di Polia Domenico Amoroso in seguito proprio al coinvolgimento del comune nell'inchiesta antimafia denominata Imponimento, condotta il 21 luglio scorso dalla direzione distrettuale antimafia di Catanzaro e dalla Guardia di Finanza, che ha portato tra l'altro anche al fermo dell'assessore comunale ai lavori pubblici Giovanni Anello. Amoroso avrebbe annunciato le dimissioni nel corso della seduta odierna del Consiglio Comunale
comunale. La decisione del primo cittadino sarebbe stata determinata proprio dal coinvolgimento nell'inchiesta dell'assessore Anello. Secondo quanto è emerso dall'inchiesta, l'assessore sarebbe stato un uomo di fiducia del boss Rocco Anello e avrebbe messo in atto azioni proprio finalizzate a turbare le gare d'appalto bandite dal Comune. Parliamo appunto di appuntamenti estivi, perché a Pietrafitta adesso per la prima notte bianca della preghiera, tutto pronto per il primo Christian Music Fest. Rosa Martirano, è tutto pronto a Pietrafitta per quella che possiamo definire la prima notte bianca della preghiera. L'appuntamento è il 27 agosto. Allora, come ci si è organizzati? Ma è una notte bianca, forse si può definire anche una notte celeste, perché è il primo Christian Music Fest, è una notte di parole, preghiere, musica, ci saranno tanti sacerdoti, aspettiamo insomma anche un po' di giovani. Quest'anno naturalmente per il Covid abbiamo un numero chiuso, è un'organizzazione abbastanza diciamo molto rigida per questo, però è una notte speciale, una notte di fede, di musica, ci saranno molti artisti, Christian band anche importanti, e quindi accoglieremo le persone che vorranno venire dalle 18 fino alla preghiera finale, che è alle 3, la coroncina della Divina Misericordia, che di solito si fa alle 3 del pomeriggio, sarà dopo un'adorazione alle 3 di notte. Don Antonio Abruzzino, dunque un grande momento di fede. Questo periodo del 2020 in cui l'umanità è molto provata dalla pandemia c'è più bisogno che mai. Poi abbiamo pensato con Rosa, con altri amici, di dare un volto nuovo alla Chiesa, al Vangelo, sullo stile delle giornate mondiali dei giovani inventate da Giovanni Paolo, da San Giovanni Paolo, e sullo stile del Festival dei Giovani di Medjugorje, dove c'è musica, video, testimonianze, preghiera, sacerdoti che confessano. È una esperienza nuova per noi, una grande festa nella cornice bella della piccola Lourdes di Pietrafitta, dove c'è tanto spazio, c'è una bella piazza, c'è la grotta di Lourdes, quindi il clima è bello, molto bello. Adesso la canzone napoletana che chiude l'edizione del premio Castrovillari d'autore, giunto alla terza edizione. La canzone classica napoletana per l'ultimo salotto musicale culturale di Sasà Calabrese, che ha avuto come location Corso Garibaldi di fronte alla chiesetta della Madonna delle Grazie. Questa location era un po' particolare, forse perché proprio parlavamo di Napoli, quindi volevo qualcosa che unisse il sacro ed il profano, come si dice. Il sacro, la chiesetta appunto della Santa Maria delle Grazie, e il mercato rionale dove fanno per avere il profano. Partendo dalle prime composizioni del XIII secolo fino ai giorni nostri, l'artista Sasà Calabrese ha ripercorso la storia e il significato di alcuni classici in acustico, chitarra e voce. È stato bellissimo constatare che la gente conosce benissimo queste canzoni, sono ancora nelle orecchie di tutti ed è una bellissima scoperta. Tu non ci pensi a sto dolore mio, tu non ci pensi, no, non te ne cura. È stato bellissimo avere questi due ospiti così eccezionali, tra cui Tilde Nocera, una grandissima amica ma soprattutto una professionista, un punto di riferimento, no, per il nostro territorio. Sarice, guarda la femmina che fa. E poi mio padre, che non vedo mai, viene pochissime volte alle cose che faccio, e stasera vederlo fra il pubblico mi è venuto spontaneo invitarlo, ed è stata ogni volta una grandissima emozione per me, perché è uno specchio in realtà. Ci voluto
Questo dicevamo che è l'ultimo salotto per concludersi poi il 3 di settembre. Diamo questo appuntamento e ricordiamo chi saranno i premiati. Abbiamo questo appuntamento il 3 settembre, quindi con la quarta edizione del premio Castrovilleri d'autore. Quest'anno abbiamo scelto di premiare una figura importantissima per la Calabria, che ci rappresenta benissimo non solo nei confini nazionali ma anche internazionali, che è Peppe Voltarelli. Quindi vi aspettiamo il 3 settembre all'Accademia dei Saperi e dei Sapori, per noi di Castrovilleri ex Mattatoio, e non vediamo l'ora insomma di ascoltare Peppe e le sue meraviglie. Bene, questo è tutto, io mi fermo qui, grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata, arrivederci.